Ancora grandine, vento forte e pioggia. Il maltempo si è abbattuto nuovamente sul Veneziano e sulla riviera del Brenta. Due grossi temporali ieri sera e stamane all'alba hanno provocato nuovi danni oltre a quelli dei giorni precedenti. Una trentina gli interventi dei vigili del fuoco provenienti da Mestre e Mira, nei territori di Dolo, Camponogara, Fossò e Fiesso. La maggior parte dei casi per infiltrazioni dai tetti già pesantemente compromessi nei giorni scorsi. Danni anche agli edifici pubblici, ma non solo. Veritas segnala in questi comuni il danneggiamento di migliaia di bidoni per la raccolta differenziata della frazione organica. La consegna della nuova fornitura non potrà avvenire prima della fine di agosto, quindi l'azienda invita a non presentarsi nel centro di raccolta di Pianiga per la sostituzione, a non telefonare né inviare messaggi di posta elettronica per prenotare il ritiro, ma di attendere la comunicazione che sarà veicolata anche attraverso i comuni. Nel frattempo i sacchetti che contengono l'organico devono essere esposti in un luogo accessibile e visibile rispetto alla strada all'addetto alla raccolta. A Bibbione un uomo sarebbe disperso da ieri, sempre a causa del maltempo. A lanciare l'allarme un addetto al salvataggio che aveva notato un bagnante allontanarsi in mare per cercare di raggiungere un gonfiabile, poi sarebbe scomparso. Immediate le ricerche con Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, gli addetti al salvataggio e la polizia locale, i cui agenti hanno ritrovato 2 zaini e degli asciugamani sul litorale antistante. Nel frattempo non è arrivata alcuna denuncia. Anche i trasporti hanno subito disagi, in particolare quelli ferroviari, con decine di treni cancellati o con forti ritardi. Centinaia di passeggeri in fila alle biglietterie nelle stazioni ferroviarie di Venezia, Santa Lucia e Mestre in attesa di partire. Colpito di nuovo anche il porto gruarese, con danni a una trentina di autovetture, abbattuti una dozzina di alberi e rami pericolanti, danneggiati anche i pannelli fotovoltaici di diverse abitazioni.